sicurezza e la nostra autonomia alimentare. Tornare indietro non significa rinunciare ad un obiettivo, significa rendere credibile una politica agricola, rendere credibile l'Europa che deve avvicinarsi, non deve allontanarsi. Allora dobbiamo insistere e, come hanno detto i miei colleghi, in Comagri abbiamo una posizione quasi unanime di tutti i componenti che vogliono che questa proposta venga ritirata per poterla ripensare insieme con voi e questa de leur nouvelle PAC ne pourront pas de l'entrée de l'Ukraine ici au Parlement.